Roma, Milano, Torino, Verona, Napoli, Catania e Cagliari. Viva la radio, il grande network italiano. Il grande network italiano. Viva la TV Italia, siamo allo Spazio 211 con i Giardini di Mirò, un gruppo che con le sue sonorità post-rock e sognanti si è ritagliato un ruolo molto importante nella scena indipendente italiana. Allora, iniziamo subito con il vostro ultimo album, Good Luck, un album in cui a differenza dei precedenti lavori le parole sono protagoniste, quindi i testi insieme alla strumentalità come nuovo mezzo per analizzare la realtà. Sì. Nel senso che in realtà noi ci siamo avvicinati pian piano alla canzone in senso tradizionale, quindi musica e parole, quella la definizione da dizionario proprio. E una nuova ricerca per noi non so come dire, non so neanche se questo in realtà è una sintesi del lavoro che abbiamo fatto negli anni. È un momento, ci siamo fermati qua, abbiamo fermato appunto su nastro magnetico queste canzoni e questo periodo di creatività del gruppo. Poi siamo in due che scriviamo i testi per il gruppo, quindi c'è anche una grossa differenza, probabilmente c'è anche una visione differente di quello che si intende come testo, ma alla fine la musica in generale di Giardini è quello che fa da collante con tutto quanto. E sempre per quanto riguarda i testi, la scelta dell'inglese è una scelta fonetica oppure il sintomo di un vero desiderio di distaccarsi dalla musica italiana? Nelle storie della musica, soprattutto alternativa italiana, si va anche per ondate, quindi noi venivamo dopo un'ondata di tanto rock in italiano e si è iniziato a fare del rock che aveva sperava o voleva, ambiva ad avere un respiro più internazionale. Da dove abitiamo noi, da Correggio, da Carpi, parte la Brennero, che è la strada che porta verso l'Europa, verso la Germania, ed è quella che abbiamo percorso spesso, coronando quella che è il nostro sogno, quello di emanciparci dalla provincia, di riuscire a portare quella che è la nostra esperienza di ragazzi, si direbbe di paese, in una dimensione e in un contesto che è europeo, internazionale, che per noi è sempre stato uno dei nostri principali obiettivi. In questa logica l'inglese è sempre stata una componente fondamentale per poter percorrere questa strada. Appunto di panorama musicale italiano, cosa ne pensate di questa crisi, se possiamo definirla così, della musica italiana, questa mancanza dilagante di personalità e idee della musica made in Italy? Forse è un problema che abbiamo sempre sofferto, sentiamo anche, come dire, una grossa differenza rispetto al resto d'Europa. Non andiamo a prendere gli Stati Uniti, che sono un capitolo a parte, perché molto probabilmente è uno dei luoghi in cui dove si è inventato un certo tipo di suono e lì è tradizione. Mentre per noi è una cosa che importiamo e in Italia è sempre difficile, ma in realtà c'è una scena autoctona che è reale, esiste, si muove, fa delle cose, anche dei numeri. Siamo tutti sempre un po' soffocati, credo, al male italiano, ma questo probabilmente è così anche da altre parti, però non abitandoci non ho questa sicurezza dal dover fare soldi, da dover essere personaggi a tutti i costi, e secondo me noi di personaggi ne abbiamo veramente poco bisogno, in un posto soprattutto come l'Italia, un po' meno personaggi, un po' più canzoni, un po' più di ricerca anche musicale. Ringraziamo e salutiamo i Giardini di Mirò. Per Viva la TV Italia, Corin Chinnici, Torino.